Siamo qui con il match winner di questo Forni-Siniscola, 3 gol, la palla te la sei già portata a casa, ce l'hai nel cofano? No, non me l'hanno data perché ne abbiamo pochi, ci servono per gli allenamenti, quindi l'ho lasciato nel spogliatoio. La seconda giovinezza di Maurizio Patteri è iniziata a Forni qualche tempo fa, no? Una seconda carriera possiamo dire. Insomma, un paio di anni fa è andata male, quest'anno sembra che stia andando meglio, quindi speriamo di salvarci il prima possibile. Come Maurizio, la partita di oggi, il primo tempo un po' in difficoltà, nel secondo tempo siete riusciti alla grande. Il primo tempo sì, brutto, eravamo forse un po' contratti, avevamo paura di vincere probabilmente, poi non lo so, siamo sbloccati e per fortuna è andata bene. Dei tanti gol che hai fatto quest'anno, quello che ricordi con più piacere qual è? No, sinceramente non ne ricordo uno in particolare. Sono tutti belli e importanti? Come, sì, forse sì, tutti importanti probabilmente. Dedicati a chi questi tre? Questi tre li dedico a me stesso, dai, ci sta. Va bene, ringraziamo Maurizio, complimenti Maurizio per questa tripletta di oggi, per il campionato strepitoso che stai facendo con il Forni, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie Creppi. Siamo con Nicola Tolu, capitano di questo Forni che vince 4-1 contro il Siniscola. Nicola, bella vittoria, tanti gol e sempre più vicino alla salvezza, no? Sì, non siamo sicuramente una squadra da retrocessione, anzi si è visto proprio oggi contro una squadra comunque un po' magari giù come a noi, ma sicuramente eravamo più forti e l'abbiamo dimostrato. Come mai nel primo tempo eravate un po' timorosi, avete creato pochissime palle gol? Magari la tensione, un po' questo scontro diretto Paura di ci dovevamo salvare per forza. Quando devi vincere per forza allora magari enti un po' titubante, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo messo in mano la partita. Rispetto agli anni scorsi che cosa è cambiato? Tu che hai vissuto anche i periodi di maggiore soddisfazione, adesso devi fare la chioccia ai più piccoli, no? E rispetto agli anni scorsi cosa è cambiato? Certo, l'anno scorso eravamo in prima, abbiamo vinto il campionato, eravamo tutti grandi. Poi... Promozione contano di fuori quota, no? Sì, contano troppo fuori quota. Meno male che c'è Maurizio Pattini che la mette dentro sempre. Ogni tanto la mette dentro, ad ogni posizione. E tu invece con il gol come procede il film? Insomma, come a Giuseppe Nonne, uguale. Io ho 7-8 reti, Giuseppe Nonne 3. Cazzo sei nato? E dimmi una cosa, invece del campionato, che campionato hai visto secondo te rispetto agli anni scorsi? No, molto più equilibrato. Secondo me non ci sono squadre d'alta classifica, anzi, siamo tutti uguali più o meno. Da chi ti aspettavi di più? Forse dalla Maddalena qua in casa. Poi non ricordo. E la partita migliore che avete giocato qual è stata? La migliore è quella di oggi, il secondo tempo, è quella contro il Luras, che abbiamo fatto una bellissima partita. Poi a Alghero ci siamo ripresi lo stesso, abbiamo preso i 3 punti anche lì e poi non mi ricordo, forse all'andata qualcuno in più. Vittoria di oggi è dedicata a chi? La vittoria di oggi a chi è dedicata? Alla mia ragazza, dai. La mia ragazza, e ci salviamo così l'anno prossimo siamo di nuovo in promozione, non dobbiamo giocare qui campionati di bassa categoria. Dai. Certo. Va bene Nicola, complimenti a te e al Forni per questa vittoria e in bocca al lupo per le prossime partite, la salvezza ormai è un passo, no? Creppi, sì, è un passo, mancano pochissimi punti. Un ultimo sforzo. Ciao. Ciao.